Professor Cacciari, non crede che una riforma del mercato del lavoro debba tenere conto anche di questo? Grandi stipendi con pessimi risultati riferiti ai manager. Ma certamente sì. Su questo, visto che tira fuori l'argomento, è bene che anche i cittadini, i nostri amici sappiano come stanno effettivamente le cose, già se non lo sapessero. Per esempio, quando si parla di stipendi dei politici, il politico che guadagna di più in quanto politico, ammesso che non rubi eccetera eccetera, il suo guadagno di politico, quello che guadagna di più come politico, guadagna sempre 5-6 volte meno di un manager, non del top manager di Eni, di Fiat, di Montedison, eccetera eccetera, ma di un manager medio. Io ho fatto il sindaco 15 anni, non ho mai guadagnato più dell'ultimo dei miei dirigenti. Queste sono le realtà, quindi ha perfettamente ragione il nostro telespettatore, cioè uno dei problemi fondamentali in Italia sono i super stipendi di burocrati, dirigenti di Stato o di aziende di Stato o di aziende partecipate, aziende di Stato, ma questo vale anche per le partecipate. I dirigenti delle nostre partecipate guadagnano più di un deputato regionale, più di un deputato nazionale, quando la nostra partecipata è di medie dimensioni, non di grandissime dimensioni. Allora, queste cose qui, voi della stampa dovreste spiegarle, dovreste fare dei begli specchietti, dovreste mostrare come stanno le cose, perché sennò viene fuori che la casta è solo quella dei politici. No, me l'ho sempre detto. No, ma in generale ormai il senso comune è questo, la casta e i super pagati sono i politici, che è una palla totale.